Stavano per portare oltre 100 studenti delle medie in gita, 2 autobus bloccati dalla polizia stradale di Treviso, mezzi troppo vecchi e con numerose carenze di sicurezza, troppo alto il rischio di incidenti. Polemica sui bus sovraffollati per gli studenti, oggi nuovo sopralluogo di MOM per verificare la situazione. A mancare, dicono i rappresentanti del personale, è il corretto uso dei bus, dovremo educare i ragazzi. Ladri all'ospedale di Conegliano, ignoti si sono introdotti nei reparti di neurologia e pediatria portando via farmaci stupefacenti, l'appello del direttore è segnalare ogni movimento sospetto. Raffica di furti a Bibano, paese natale del governatore Luca Zaia, ad agire sembra una banda specializzata, ha derubato anche lo zio del presidente, i residenti esasperati. Bocciato dalla soprintendenza il recupero dell'ex Camuzzi sui bastioni delle mura a Treviso, la preoccupazione del sindaco Conte che sperava di cancellare presto uno dei buchi neri della città. A Volpago il vice sindaco Povelato preso di mira per il suo sostegno all'iniziativa popolare per il riconoscimento della lingua veneta, insulti anonimi sui social, Vigliacchi offeso il popolo veneto. Inizio della stagione invernale per le strutture natatorie trevigiane, un'occasione per incontrare le 2 campionesse di marca, Barbara Pozzobona e Viola Magoga, che chiedono al sindaco la riapertura della piscina coperta per potersi allenare. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano dunque i controlli della polizia stradale, stavano per portare oltre 100 studenti delle medie in gita, si tratta di 2 autobus bloccati appunto dalla Polstrada di Treviso, mezzi troppo vecchi e con numerose carenze in tema di sicurezza, troppo alto dunque il rischio di incidenti. Bloccati dalla polizia stradale 2 autobus vecchi e pericolosi pronti a partire per una gita scolastica nel Vicentino. È accaduto a Treviso, 2 classi di un istituto secondario di primo grado con un centinaio di studenti erano già salite su 2 mezzi quando, poco prima della partenza, è scattato il controllo, verifiche che continueranno per tutto l'anno. Chiaramente le risorse non consentiranno mai di coprire e controllare tutti i viaggi, però sapere che che avvengono questi controlli e che le sanzioni sono anche piuttosto severe, sicuramente è un buon disincentivo all'irregolarità. I 2 veicoli adibiti a noleggio con conducente presentavano gravi irregolarità, entrambi infatti sono risultati immatricolati da molti anni violando la legge regionale che prevede il divieto di utilizzo di veicoli con più di 15 anni per lo svolgimento del trasporto persone. Non solo, ma uno dei 2 bus presentava un malfunzionamento delle uscite di sicurezza, un problema questo non da poco, basti pensare che in un incidente stradale se gli studenti avessero avuto bisogno delle uscite sarebbe stata messa in serio pericolo la loro incolumità. Risultato, gli studenti sono stati fatti scendere, ma per non fargli perdere la gita sono arrivati altri 2 autobus nuove che hanno prelevato i ragazzi e portati, anche se un po' in ritardo, nel Vicentino. Molto peggio è andata ai 2 conducenti a cui sono state contestate le violazioni previste dalla legge regionale e del codice della strada, con sanzioni per oltre 2.000 euro ciascuno. Non solo, ma la polizia ha provveduto a ritirare le autorizzazioni e le carte di circolazione. Non si tratta questo di un episodio isolato. Negli anni passati ne abbiamo avuti altri casi, ci è già capitato di trovare su strada veicoli che avevano un'età di vita del veicolo superiore a quella per cui la legge consente di utilizzarli per questo tipo di servizi. Informati di quanto accaduto dagli stessi figli e genitori, hanno subito chiamato la Polstrada per ringraziarli dei controlli. Sì, addirittura qualcuno ha anche chiamato in ufficio perché l'ha preso dopo, magari dai figli, gli hanno raccontato l'episodio, insomma magari si sono sentiti durante la mattinata e i genitori ci hanno chiamato in ufficio proprio per un po' per complimentarsi, un po' per ringraziare, un po' per sollecitare il fatto che questi controlli vengano fatti sempre il più possibile. E continuiamo a parlare in qualche modo di autobus, questa volta però si tratta dei bus navetta da e verso le scuole di Treviso. Ieri vi abbiamo fatto sentire la protesta di alcuni studenti che lamentavano il sovraffollamento dei mezzi. Oggi, questa mattina, nuovo sopralluogo dei responsabili MOM per verificare la situazione. C'eravamo anche noi con le nostre telecamere. Da scuola ad attenderli 11 bus navetta, da questa mattina uno in più in aggiunta ai 10 già previsti nei giorni scorsi. I ragazzi iniziano a distribuirsi e in pochi minuti i primi mezzi vengono riempiti, ma basta spostarsi negli autobus in coda per rilevare che di spazio a disposizione ce n'è ancora molto. I posti sono totalmente sufficienti, anzi sono andate via delle navette che erano quasi vuote e nonostante tutto i ragazzi si sono appiedati e sono andati da altre parti. In effetti
effetti alcuni ragazzi decidono di incamminarsi a piedi verso i bus navetta a disposizione degli studenti del Da Vinci e del Palladio. I ragazzi non salgono sulle navette, si spostano nelle navette qua che sono dedicate a un altro istituto, stiamo parlando di quelli del Mazzotti, e quindi oltre che sulla linea 9 intasando queste navette che quando escono i ragazzi dal Da Vinci non trovano più i posti a loro assegnati. I mezzi dunque sarebbero sufficienti ad accogliere tutti gli studenti, spiega Mom, considerando che l'azienda impiega una novantina di corse per il servizio scolastico con 50 conducenti. A mancare però è il corretto utilizzo da parte dei ragazzi dei bus. Si ammassano sulle porte e non occupano tutto il corridoio dei mezzi, loro rimanendo fissi sulle porte non impediscono di fatto l'accesso nel mezzo agli altri ragazzi. Mom, alla luce di questo, è pronta a mettere in campo un ulteriore intervento. Sarà nostro compito indicare e mettere delle persone che cerchino di aiutare i ragazzi a capire quali sono gli autobus a disposizione e qual è il modo con cui usare il mezzo pubblico. L'azienda è poi intenzionata a coinvolgere anche le scuole. Chiederemo anche agli istituti di darci una mano appunto per sensibilizzare i ragazzi per inquadrarsi nel corretto modo. Restiamo in tema scuole con il caso dell'ITIS Galilei di Conegliano, parzialmente non agibile dopo la protesta degli studenti. Il primo giorno di scuola oggi è andato in sopralluogo il presidente della provincia Marcon. Il presidente della provincia Stefano Marcone e i consiglieri coneglianesi Leopoldino Miorini e Alessandro Bortoluzzi in sopralluogo all'ITIS Galilei, accompagnati dai tecnici e dal dirigente scolastico, hanno voluto rendersi conto di persona della precaria situazione dell'edificio. Dopo le ripetute sollecitazioni da parte dei genitori prima e durante l'estate e dopo il corteo in strada degli studenti il primo giorno di scuola, la data dei lavori per la ristrutturazione dell'ala attualmente chiusa si avvicina. Verosimilmente, salvo imprevisti, a febbraio l'ala che attualmente è inagibile sarà agibile. Imprevisti che laddove dovessero presentarsi saranno noti verosimilmente a dicembre. Quanto al medio e lungo termine, la provincia ha già in cassa 6 milioni di euro per l'adeguamento sismico del Galilei. Il primo passo sarà, quando abbiamo individuato il progettista, e verosimilmente anche questo entro la fine di questo mese il bando sarà, dirà chi è il progettista, di sederci al tavolo assieme per vedere se si trova una linea che riesca a contemperare le esigenze di tutti. Concordo il punto comune che abbiamo trovato, una cosa sicuramente che noi vogliamo che ci sia garantita almeno la tempestività e in ogni caso che ci sia una programmazione di tutto, perché ogni giorno per noi è pesante e comunque con una programmazione possiamo leggermente alleviarla. Ecco. La cronaca ladri in azione questa notte all'ospedale di Conegliano. Ignoti si sono introdotti nei reparti di neurologia e pediatria, rovistando in armadi e cassetti e portando via timbri, ricettari e farmaci. Sentiamo le parole del direttore del nosocomio. In atto appunto un'indagine sia delle forze dell'ordine, perché sono intervenuti durante la notte, abbiamo saputo, quindi carabinieri e polizia, su un reparto in particolare di neurologia. A quanto pare sono stati aperti anche i cassetti e la cassaforte con gli sostanze stupefacenti, però sono intervenute, ripeto, le forze dell'ordine e ci sono in atto dei controlli anche su impronte digitali e quant'altro. Ci stupisce il fatto che comunque abbia mirato anche agli aspetti farmacologici, quindi potrebbe essere qualche persona che aveva motivo per cercare negli armadi con sostanze stupefacenti. Nulla si vuole insinuare, però quello che noi registriamo. Siete stato interessato anche al reparto di pediatria? Sì, fortunatamente, perché siamo ben organizzati, ci sono dei vari filtri, soltanto la prima parte, quindi non quella dove ci sono le degenze e ci sono i bambini, ma soltanto una prima parte dove ci sono appunto soltanto le stanze amministrative e quindi in particolare una sala a riunione. Lì hanno diverso tutti quelli che sono gli armadietti. Purtroppo in queste strutture, seppur presidiate, perché c'è il sistema di vigilanza, ci sono i nostri operatori, ci sono le telecamere, quindi abbiamo messo tutto quello che poteva essere utile per, diciamo, far desistere i malintenzionati. Di fatto si registrano sporadicamente questi episodi di accessi rapidi di persone che spesso, ahimè, sono anche dei senzatetto,
che in un primo momento trovano dimora nelle strutture ospedaliere, non solo qui a Conegliano ma diciamo in un po' più strutture, soprattutto nel periodo invernale, e poi magari qualcuno di questi dopo qualche giorno tende a commettere questi atti. Chiunque dovesse vedere, ma non solo in questo episodio, in qualsiasi episodio, delle persone, dei movimenti strani attorno agli ospedali, non esiti a segnalarlo, quantomeno alla direzione medica. Poi magari ci si potrà pur sbagliare, però la prevenzione non è mai troppa, quindi segnalateci di tutto, perché siamo qui veramente a disposizione di tutti i cittadini. Raid di furti a Bibano, di Godega di Sant'Urbano, vittime dei ladri anche gli zii del governatore Luca Zaia, che a Bibano è proprio nato. Una frazione sotto assedio dei ladri. Da martedì Bibano di Godega di Sant'Urbano vive l'incubo dei furti in casa. Qui è nato il presidente del Veneto Luca Zaia e nel paese vivono ancora i genitori e alcuni zii, caduti anche loro, vittima dei colpi tentati o andati a buon fine. Nella notte tra martedì e mercoledì i banditi si sono introdotti nella proprietà di Primo Zaia, uno zio del governatore, facendo saltare il cilindretto della porta. Del cilindretto non è stato più trovato il cilindretto. No, è rimasto solamente il copricilindretto. I banditi si sono accontentati dei 120 euro custoditi in una borsa, poi trovando le altre porte chiuse a chiave se ne sono andati e adesso resta la paura. Non per i soldi, non mi interessano i soldi, no? Perché mi hai colpo nella testa. Stessa tecnica del cilindretto utilizzata anche nell'abitazione di un altro zio di Zaia. Qui i malviventi hanno tentato di entrare senza però riuscirci. Solo al mattino il padrone di casa si è accorto del tentativo di scasso. Ora, racconta il figlio, è tanta la preoccupazione. Essendo da soli e avendo anche una certa età, come si suol dire, quindi ci si preoccupa di più. E quindi sì, sicuramente non dormono sonni tranquilli. Tentativo andato a vuoto anche nella casa della madre del signor Sandro, che dalla Svizzera sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Bibano. Ieri erano qui i ladri, hanno spaccato i vetri, hanno tirato via questo, l'ho messo adesso a posto e hanno spaccato il vetro. In un'altra villetta invece i banditi hanno tentato di forzare la serratura del garage. Penso che siamo stati fortunati in questo caso. Ho visto casi in cui hanno avvistato la casa da basso in cima, quindi sì, non c'è da stare tranquilli. Ma i colpi non si fermano. Nelle notti successive ancora ladri in azione. Nel capannone di Andrea Brunetta sono stati portati via contanti, un cellulare e un paio di occhiali. La terza notte di seguito. Alle 3 io e mio fratello abbiamo fatto un giro di perlustrazione perché sentivamo i cani abbaiare, però non abbiamo visto nessuno. Adesso sì, non si dorme più tranquilli. La signora Gabriella e il marito stavano dormendo al piano superiore nella notte tra mercoledì e giovedì quando i banditi sono entrati nella loro abitazione. Hanno girato tra le varie stanze, anche in salotto, dove si era addormentato il figlio della coppia. Il fastidio più grande è sapere che mio figlio era sul divano e che poteva succedere come niente, come tanto. Ripongono la spesa in auto, mettono a posto il carrello e se ne vanno a casa. Arrivati qui però si accorgono che nel bagagliaio non ci sono più le borse. Vittima del furto una coppia di Preganziol. Una denuncia fatta agli utenti e a quelli che vanno al supermercato, che sono quasi tutti, penso, che stiano attenti quando hanno caricato la spesa, che almeno uno resti lì e l'altro va a portare giù il carrello. A raccontare la disavventura vissuta un pensionato di Preganziol che sabato pomeriggio insieme alla moglie si è recato a Liperlando a fare la spesa. Una volta terminato, mentre lei si reca in un negozio vicino, lui si occupa di caricare le borse nel bagagliaio dell'auto. Il tempo di andare a riporre il carrello e la coppia sale in macchina per rientrare a casa. Appena arrivati a casa abbiamo detto adesso scarichiamo la spesa e portiamo dentro. Fatto sta che quando ho aperto il portabagagli la spesa non so dove sia andata a finire, ma era vuoto completo. Il che, un attimo di stupore, mi sono sentito stupido perché mi hanno fregato dietro gli occhi praticamente. Passato lo shock iniziale, i due capiscono di essere stati derubati. Un colpo messo a segno in pochi secondi, marito e moglie ricostruiscono quanto potrebbe essere accaduto. Quando io stavo scaricando e ha parcheggiato a fianco a me una macchina, è scesa una signora, si è appoggiata allo sportello e guardava intorno, senza andare verso i carrelli e prenderne uno per andare a fare la spesa. Cioè,
molto strano. La coppia però non sarebbe la prima vittima di episodi simili. Non è il primo caso, accade in altri supermercati. E sembra che non sia sufficiente nemmeno chiudere l'auto con il telecomando, perché ci sarebbero degli apparecchi in grado di interferire con le frequenze. I due coniugi hanno raccontato l'accaduto anche sui social perché, spiegano, si presti maggiore attenzione. Ma io mi metto nei panni anche di quelle persone che non arrivano alla fine del mese, in più gli rubano la spesa. Voltiamo pagina, inizieranno ad ottobre i lavori di ristrutturazione dell'ala nord del Museo Bailo, che vedrà un ampliamento dell'intero polo attraverso la riqualificazione di tutte le sale che si affacciano sul chiostro grande. Ad aggiudicarsi la gara d'appalto è stato il raggruppamento temporaneo di imprese composto dall'Ares SRL di Venezia e Bettiol di Bolzano. Nei prossimi giorni l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese incontrerà le ditte per la programmazione dei lavori che dureranno circa 420 giorni. Di ieri la notizia della bocciatura del piano di recupero dell'ex Camuzzi da parte della soprintendenza, un fatto che preoccupa il sindaco Mario Conte, che sperava di cancellare presto uno dei buchi neri della città. Quello è uno dei più famosi buchi neri della città, quindi sapere che c'è un privato che ha voglia di investire del denaro per riqualificare e bonificare quell'area là, credo che sia nell'interesse della città. Quel buco nero è il bastione del castello e nell'epoca recente del gasometro Camuzzi. Area rimasta in funzione fino alla fine degli anni '80 con gli uffici di riscossione, oltre naturalmente al centro di stoccaggio e ad altre infrastrutture. Poi doveva diventare un parcheggio interrato ed ora, grazie al privato Alcide Setten, potrebbe riconvertirsi in una cittadella nella città, quasi un ricordo dell'antico castello veronese divenuto poi Santa Barbara sotto Napoleone e gli austriaci. Tutto al condizionale, in particolare dopo la bocciatura della sovrintendenza, il progetto presentato dal privato, che prevede abitazioni, ma anche uffici e spazi commerciali ed una quota, chiamiamola sociale, puntata al co-housing per anziani. Insomma, una proposta seria da svariati milioni di euro, che però non è piaciuta all'organo di controllo sui beni storici. Il primo a rammaricarsi è il sindaco Conte, che specifica: io rispetto assolutamente il giudizio della sovrintendenza, con la speranza che il progettista e il privato che ha voglia di investire in città non si demoralizzi, ma portino dei correttivi. La trasformazione dell'ex Cuore e l'addio alle corriere all'ex Siami ci impongono scelte importanti anche al progetto del bastione, con tutti i progetti in una delle porte principali di accesso al cuore della città, che dovranno tenere conto anche di un altro passaggio epocale. A giorni infatti Camera di Commercio firmerà il preliminare con Fondazione per lo spostamento alla Piani, con conseguente ripensamento del palazzo di Piazza Borsa. Anche qui le cose pare siano già avanti sul fronte progettazione, con qualche desiderata che pare sarà già esaudito. Sfondare verso i giardinetti sarebbe un progetto che a me piace molto, anche perché darebbe ampio respiro a quei giardinetti che tutt'oggi risultano a volte problematici. Quindi noi siamo a disposizione, anche se c'è da investire delle risorse per riqualificare quel quadrante e aiutare a incentivare i privati a venire a Treviso. È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo a Volpago, dove il vice sindaco è stato preso di mira per il suo sostegno all'iniziativa popolare per il riconoscimento della lingua veneta. L'ira del vice sindaco di Volpago del Montello Renato Povelato nei confronti degli autori anonimi di un post sui social contro di lui e contro la raccolta firme per il riconoscimento della lingua veneta, che si sta svolgendo da mesi in molti comuni trevigiani e si conclude formalmente proprio in queste ore. Gli autori gli danno 3 volte della capra, citando Vittorio Sgarbi, e aggiungono: studia, in Italia c'è una sola lingua, quella italiana. Non viene fatto il mio nome, però ovviamente sul gazebo di sabato mattina c'ero io, quindi facendo 1 più 1 il risultato penso che la persona indicata da questo post sia io. Anche se non sono io, comunque
hanno offeso un intero popolo, il popolo veneto, e tutti i consiglieri comunali, assessori e sindaci che si stanno promulgando per raccogliere, e anche il comitato promotore ovviamente, per raccogliere firme. È probabile che la petizione venga protratta per un ulteriore periodo, fa sapere Povelato, che non comprende i motivi dell'attacco all'iniziativa. Non è che noi stiamo facendo una legge ad hoc per il popolo veneto, per la lingua veneta, è una modifica di una legge dove chiediamo che venga inserita anche la lingua veneta in altre 12 che sono già riconosciute. Anche per questo invita gli autori del post alla serata che si terrà a ottobre a Volpago per spiegare i contenuti del progetto di legge di iniziativa popolare. Io li invito, magari se hanno il coraggio, di venire personalmente, anche di capire chi sono queste persone, perché quello che ho trovato veramente brutto è attaccare delle persone magari che mi dicano anche come la pensano loro, il loro pensiero, ma offendere e nascondersi dietro una pagina Facebook penso che sia un'iniziativa da vigliacchi. Sarà un weekend tranquillo dal punto di vista meteorologico, lunedì la situazione peggiorerà ma sarà solamente un episodio. Sentiamo allora le previsioni del generale Giancarlo Iannicelli. L'anticiclone delle Azzorre svolgerà ancora per le prossime 48 ore il proprio compito egregiamente, ci protegge dai sistemi perturbati, quindi anche questo fine settimana autunnale è all'insegna del tempo stabile. Un cielo in prevalenza sereno, certo la mattina un po' di velatura del cielo, ma poi il sole risplenderà. Diciamo da lunedì, da domenica sera, l'anticiclone tenderà a ritirarsi, quindi avranno la meglio correnti stabili, i cui effetti saranno evidenti proprio lunedì con un netto peggioramento, con delle precipitazioni che non saranno abbondanti, però si faranno sentire. Martedì, ecco, inizialmente ancora un po' di instabilità e poi ancora una settimana di autunno con tempo veramente piacevole. Comunque per questo fine settimana i venti saranno deboli di direzione variabile, le temperature sono calate in queste ultime ore le minime, però tenderanno a riaumentare, a portarsi sui 15-16 gradi. Le massime 21, 22, 23 gradi, ma poi dopo martedì ricresceranno di nuovo, comunque saranno nelle medie mensili, nelle medie di questo periodo, quindi 23, 24, 25 gradi. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso, quasi calmo. Inizio della stagione invernale per le strutture natatorie trevigiane, un'occasione per incontrare le due campionesse della Marca. Insomma, hanno investito bene i tuoi compaesani quella volta quando ti hanno dato una mano ad andare a cominciare, diciamo così, la tua avventura agonistica. Sì, sono stati bravi e li ringrazio ancora per aver riposto la fiducia in me. Continua a dare soddisfazioni alla sua Maserata, al Veneto e all'Italia, Barbara Pozzobon, fresca della vittoria per la seconda volta consecutiva sui 36 km della maratona di nuoto sulle acque libere tra Capri e Napoli di inizio settembre. Lei, che ha poco più di 20 anni, nel 2017 partecipò e vinse da esordiente la gara della Coppa del Mondo in Argentina grazie ad una colletta dei suoi compaesani che le permise di pagarsi il viaggio. Continua a macinare successi grazie ad una forza di volontà non comune. Significa tanti sacrifici, tanti allenamenti, tante ore passate in piscina, in palestra, dal fisioterapista. Però insomma penso che tutti i miei risultati, comunque le vittorie, ripagano di tutti i sacrifici che uno fa. E con lei oggi, alla riapertura della stagione invernale delle piscine di Vela Europa a Treviso, c'era l'altra stella nascente del nuoto trevigiano, Viola Magoga, 18enne studentessa dello scientifico con la passione per il nuoto pinnato, dove ha già migliorato il record italiano dei 50 metri, oltre all'oro nella competizione internazionale di quest'estate in Grecia. Perché il nuoto pinnato si va più veloci, ci si sente meglio in acqua, è una sensazione diversa dal nuoto, mi piace molto di più. Non sei insomma una maratoneta, sei una centometrista? Sì, le distanze lunghe non sono il mio forte, preferisco le distanze corte in cui siamo molto più veloci. La centometrista e la maratoneta, la caimana e la libellula, o più semplicemente Barbara e Viola, due giovani nuotatrici trevigiane che con tanti altri cittadini hanno fatto una richiesta al sindaco. Da lunedì comincia la stagione, appunto speriamo che anche la piscina dentro sia pronta perché ne abbiamo tutti bisogno. E dal sindaco è giunta subito la conferma: entro la fine di settembre la struttura interna sarà nuovamente agibile, mentre entro fine anno saranno appaltati i lavori per il rinnovo della copertura esterna. Siamo alla pagina con le notizie dal Bellunese.
Nuovo attacco dei lupi, un esemplare ha attaccato verso l'alba di stamane il bestiame di un'azienda agrituristica di Visome alle porte di Belluno. A farne la spesa è stata un'asina gravida. La voracità del predatore però ha riguardato stranamente solo il feto che l'animale portava in grembo. Per l'asina non c'è comunque stata possibilità di alcuna sopravvivenza. Sul posto in mattinata si sono recati gli uomini della Polizia Provinciale per i rilievi assieme al veterinario di zona. Sit-in a Milano dei lavoratori dell'ex ACC di Mel, acquistata nel 2014 dal gruppo cinese Wanbao in seguito all'annuncio della riduzione dei volumi produttivi. 130 lavoratori più una ventina di rappresentanti della FION CGIL del Veneto e di Milano, una pattuglia nutrita per il presidio organizzato da FION CGIL davanti al consolato della Repubblica Cinese a Milano. A motivare la protesta in vista del tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico convocato per martedì prossimo la riduzione dei volumi produttivi annunciati dalla Wanbao ACC, che potrebbe preludere a un nuovo ridimensionamento del personale e alla perdita della produzione in favore della trasformazione a semplice ufficio commerciale della casa madre cinese al servizio del mercato europeo. La rappresentanza sindacale è stata ricevuta dal console Xiao Fang Li, responsabile del settore economico e commerciale. Non ho il potere di intervenire direttamente perché è cambiato il rapporto fra lo Stato cinese e le aziende, che oggi sono più autonome, ha detto il console, che però ha assicurato di attivare tutti i canali diplomatici per portare la voce dei lavoratori nelle giuste sedi. Il console Li si è stupito della presenza dei lavoratori al sit-in. In Cina non è usuale che i lavoratori si fermino per protestare e ha riferito come non ci sia motivo di creare tensione sociale visto il clima di collaborazione fra il governo italiano e quello cinese. Il colloquio è stato positivo, commenta il segretario della FION CGIL di Belluno Stefano Bona, e il buon ritorno mediatico ha consentito di far conoscere la preoccupazione dei lavoratori oltre i confini provinciali. Ad accompagnare i lavoratori il segretario provinciale della Camera del Lavoro Mauro De Carli e il sindaco di Borgo Valbelluna Stefano Cesa. Sono solidale con la scelta dei lavoratori di andare con un ennesimo sacrificio a Milano sotto la sede del consolato cinese, perché in effetti la proprietà non è una normale multinazionale ma è totalmente controllata dalla municipalità politica cinese, dice l'assessore regionale alle politiche del lavoro Elena Donazzan. Martedì 24 a Roma, tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Turismo e mobilità sostenibile. Alla provincia di Belluno serve un cambio di paradigma, ottimizzare le poche infrastrutture esistenti e incentivare la condivisione di buone pratiche. Sul piatto ci sono quasi 2,5 milioni di euro che l'Europa ha messo a disposizione tramite i progetti Interreg per aiutare le autorità locali a identificare e implementare soluzioni a lungo termine sia nella mobilità che nella pianificazione territoriale per ridurre gli impatti di CO2. L'obiettivo dichiarato è quello di trovare soluzioni sostenibili per rispondere al costante aumento del volume di traffico nell'area alpina. Facile da dirsi, difficile da attuare in una provincia come quella di Belluno che oggi si trova a un bivio: rispondere alla sfida dei mondiali e delle Olimpiadi con le poche infrastrutture esistenti e contemporaneamente cercare soluzioni per disincentivare l'uso delle auto che stanno letteralmente soffocando le strade. Bisogna veramente studiare un modello di mobilità sostenibile, modelli che vanno attraverso qualsiasi tipo di spostamento. Noi nel nostro prodotto turistico spingiamo molto per esempio il cicloturismo, e il cicloturismo sta dando degli incredibili apporti. La Fondazione UNESCO guarda con attenzione alla necessità di riequilibrare il turismo che in alcune aree sta superando i limiti di capienza. Emblematica la vicenda legata all'ipotesi di chiudere i passi dolomitici. La direzione credo che sia unica e incontrovertibile. Non possiamo pensare di continuare ad aumentare il traffico privato sui passi dolomitici, questo è poco ma sicuro. Stop all'invasione di massa che porta solo sovraffollamento e accumulo di rifiuti, il pensiero che l'assessore all'ambiente del Comune di Belluno Stefania Ganz ha portato al convegno sul tema del turismo innovativo organizzato da Consorzio Bimpiave nell'ambito del programma Interreg. Il turismo, quello che già usa i mezzi pubblici, quest'anno è aumentato del 30%. Il trasporto è semplicemente un modo per viaggiare, per vedere il territorio, quindi noi siamo già il territorio, siamo questa connessione tra come dire, il mondo del turismo e il mondo dei luoghi. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo.
Inizio di weekend stabile grazie all'alta pressione, ma il fine settimana potrebbe poi proseguire all'insegna della variabilità. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 21 settembre. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata dappertutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 7 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 23 gradi. E anche sul Friuli Venezia Giulia sarà una bella giornata all'insegna del sole su tutte le province, anche in questo caso non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota e il cielo, come vedete, si presenterà sereno. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, massime tra 22 e 23 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime invece tra i 23 e i 24 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.